Invece di andare in un ufficio a vedere le slide dell'ottimo lavoro fatto dalla Federazione Speleologica Regionale e quella triestina, siamo qui oggi a Trieste, nell'abisso di Trevigiano, possiamo vedere nel posto l'importante lavoro che fanno questi gruppi speleologici, sia per l'attività sportiva che ludica, ma soprattutto di ricerca. Poi siamo andati a vedere altre grotte inquinate, quello è un vero scandalo. Pensate che negli anni 70 hanno riempito una foiba vicino a Basovizza, la grotta di Colombi, con tonnellate di petrolio residuale dell'attentato di Settembre Nero del 72. Quindi è una follia, tra l'altro firmato allora dal prefetto, quindi sembra quasi una barzelletta raccontata oggi. Quindi l'attenzione per l'ambiente per fortuna è cambiata, ma non basta mai e bisogna bonificare quello che nel passato è stato fatto in maniera veramente assurda. Poi abbiamo visto la Grotta Nera e il bellissimo Parco Bazzoni, anche questo da valorizzare ancora di più perché è abbastanza sconosciuto alla massa. Penso ai bambini e alle scuole che invece che studiare sui libri di storia, oltre a studiare sui libri di storia, i nostri antenati di centinaia di migliaia di anni fa o per arrivare al Neanderthal possono andare a vedere le grotte tipo la Grotta Nera e vedere anche le copie di quelli che sono i giacidi, gli utensili, l'uomo di Neanderthal, quindi vedere effettivamente dove questi nostri lontanissimi antenati vivevano. Un'esperienza bella e indimenticabile, grazie per l'invito, molto meglio che stare in ufficio.